grazie a tutti che siete venuti. Io sono qui con le bambine per parlare appunto del tema plastica. Io faccio parte della nostra associazione, sono parte del consiglio tecnico, quello che ci hanno fatto l'evento. Desidero solo nuovamente ringraziarvi per la e lascio Fabio tutta la parte esclusiva. Grazie. Buongiorno a tutti. Noi siamo qui per della scheda e siamo proprio interessati questa mostra che è stata disegnata una mostra che ha di essere una finale dal mese, solo che come visitato la mostra, come dire, non va solo a parlare dell'arte, ma anche sul tema forte del marino, non so se siamo tanto male, e anche i pannelli didascalici che sono inseriti nella mostra non parlano delle opere, ma illustrano questo argomento qui. E noi appunto abbiamo chiamato due direttamente per andare a vedere in questa mostra vedete opere diciamo, figurative e anche opere astratte e anche sculture che trattano il tema dell'uso del mare in modo romantico, che siamo abituati a vederlo, ma anzi ci danno dei ricordi molto inquietanti, a volte brutali perché sono direttamente dal mare, possibile altre volte usano il tema della stazione per suggerire che nel mare c'è qualcosa di e appunto un argomento che mi interessa oggi è questo tema dell'inquinamento invisibile delle acque in generale. Perché io scommetto che uno di voi alla fine siamo tanti informati sulla questione, se ci vengono a chiedere un'immagine che illustri il pianeta marino, non ci viene a dire il solito rete che assuma oppure delle bottiglie buttate in mare o la superficie del mare, una cosa che distinguono ci crea un senso di repulsione e diciamo no, se non state a questo va come sempre ma in realtà non è così. L'inquinamento delle acque è un nemico invisibile e per questo è assurdo che ovviamente si è inserito in un momento c'è questa era in cui l'attività dell'uomo è diventata talmente invasiva da creare dei processi della terra che sono considerati e appunto quando si parla delle acque viene fuori questa sigla basta che voi non riusciate a identificare. Io l'altro giorno ho cercato su tutte le immagini basse e mi vengono fuori dei diagrammi, dei rendering di una struttura molecolare mai immagini. Ecco, cosa sono questi bus? Questi bus sono sostanze perfluoroalchiliche, sono conosciute da oltre 50 anni e vengono usate principalmente come impermeabilizzanti. Sono sostanze utilitarie, se vi ricordiamo, perché non solo sui vestiti, ma sono anche sono dei prodotti addirittura sono anche neozelandesi e ormai sono arrivati anche a Bologna, perché di passo sono trovati anche nel fegato. Quindi sono state purificate. Sono sostanze che a livello medico sono residui internazionali, sicuramente correlati con l'aumento e con un'altra serie di malattie, tra i quali essendo il basso peso della crescita e addirittura stanno collegando anche la presenza di basso alla bassa risposta alla vaccino. Uno studio poi porta anche al collegamento all'infertilità maschile alla presenza di basso. Quindi è qualcosa che si colpisce molto e va
parlare, forse l'argomento di cui siamo sensibili alla nostra salute. Nella tua esperienza, quanto le persone comuni sono informate su questo argomento, quanto lo percepiscono come impattanti sulla loro esistenza? Nelle nostre zone ci sono pesantemente impattate, sicuramente. Ma anche le regole, chiamiamole normali, ma queste sostanze non esistono. Comunque credo che la scientifica parla di loro. E io sono dei più fortunati. Queste sostanze sono state inorganiche come dicevo, nei nostri zone e anche in altre informazione è stata data, ma è stata data anche a livello nazionale, perché molti passaggi che abbiamo fatto, anche attraverso il mondo sono arrivate. Però secondo me non c'è la percezione al di là del nostro confine di quanto siano pericolosi. E un tema che affronta la nostra è quello anche dei piccoli gesti quotidiani che noi possiamo fare per limitare questa salvaggio, questa minaccia fisica. Però, nel momento così serio, quello che passa, ci possono essere appunto dei gesti quotidiani che non si può fare, oppure non si fare in società. Sicuramente va affrontata a un livello globale di società, ma anche a un livello personale, perché sappiamo bene che il mercato deve essere molto scelto del mercato. Quindi evitare di comprare, di acquistare determinate, faccio l'esempio del ovviamente si sta avanzando per togliere queste sostanze, quindi il nostro piccolo dovremmo andare a cercare, naturalmente stiamo bene attenti che poi queste sostanze dovremmo lavorare. E voi legalmente ci state e poi è stato il caso di dirlo, questa mare abbondante di inquinamento marino delle acque esistenti. Ci vuole raccontare più o meno delle vostre attività, cosa fate e che risultati che sentite dal risultato? Noi abbiamo un'iniziativa che si chiama l'iniziativa Mare, che monitora praticamente e da lì abbiamo una visione puntuale di come è messo il nostro ambiente. Poi da 3 anni abbiamo avviato anche la iniziativa che si chiama Operazione Fiumi, ed è la prima a livello nazionale che viene condotta proprio qui in Veneto e che ci permette di monitorare anche la presenza delle sostanze. Quest'anno le glifosate principalmente dei nostri fiumi che poi sappiamo bene portano queste sostanze a mare, così come sicuramente. E una cosa che mi ha detto prima, che mi ha visto anche e cioè che noi continuiamo a ragionare in questo mondo di aree inquinate esiste qualcosa di veramente contaminato. L'esempio che ho fatto prima, le sostanze nelle circolari, che non ci permettono di
cercare un posto totalmente sicuro. Un'altra cosa che mi vuole fare è il maggiore è stata portata che trasportiamo il nostro inquinamento, lo esportiamo ai paesi lontanissimi. Noi siamo all'interno di un'esposizione d'arte, quindi in un luogo che usa l'immagine. Da tutto questo mi viene da pensare che forse dobbiamo anche pensare noi a vedere le cose in maniera diversa, a non pensare più a un luogo solo perché bello che sia creato, unificato, di gruppo, e a non forse identificare appunto l'inquinamento solo con l'immagine che abbiamo fatto nella nostra privata, della fabbrica. Se deve cambiare qualcosa nella nostra testa, dobbiamo ragionare in maniera più normale. Sicuramente sì. Dovremmo capire che facciamo qua se poi sicuramente in altra parte stare molto più attenti a quello che ci circonda e quello che facciamo. Voi ci avete portato anche un video, una presentazione appunto per mostrarci questo argomento. Noi adesso spegniamo qui le luci e possiamo iniziare a vedere questo video. Posso farvi una domanda intanto? Sì, lei ha detto prima che lei sa quantità di pasticare, perché lei è entrato all'interno di un monitoraggio previsto o si è fatto le analisi per conto suo? In questo momento in Italia è possibile fare analisi a studiare, non sono riuscito a fare mi ricordo che uscito da piccolo dove raccontavano diciamo che anche poi scrivere fuori della zona sotto sul massimo di allora avevo visto dei valori no, però poi non è stato serio. Quindi, scusate, ci sono altre zone, magari con allora, quando hanno fatto lo studio, CNR che aveva indicato che l'installazione di fatto avviene dopo uno studio europeo. E avevano individuato in Italia 5 zone principalmente colpite da queste sostanze.
una era la foce del Po, una era la foce del Po, una era il bacino del Francagrodone, altre zone in Toscana e nel Lazio. Principalmente dove? Dove trovi una vertente che è la pippa che viene accusata di aver provocato il passo, oppure dove ci sono gli abitanti di produzione. Sono utilizzati dappertutto, addirittura nelle valli del Cardiere. Quando sono stati scoperti, li chiamavano miracolo delle scienze. Miracolo. Sono stati adoperati, sono ricordati di fiamma, sono stati, si parla addirittura che siano stati preparati nella costruzione e quindi nelle zone principalmente dove trovi o il tessile, che vengono utilizzati come fertilizzanti, oppure il pezzo di acquisto che trovi anche in Toscana e anche in Svezia. Poi c'è un problema, poi ci possono essere dei sversamenti di fabbriche che utilizzano queste sostanze, al di là dei pezzi sì, perché oppure addirittura vengono utilizzati li puoi trovare attorno agli scavi. Perché i fanghi di depurazione contenenti falsi gli scavi che perfumano e li trovi nei pozzi adiacenti. Quindi è possibile aver trovato anche qua, appunto perché possono esserci stati magari degli elementi, chiamiamoli puntuali, di qualche tipo di vengono attraverso i fanghi, poi possono essere dispersi in agricoltura, perché i fanghi vengono utilizzati come tanti. Infatti noi abbiamo trovato FAS in una zona che hanno trovato FAS e non si capiva perché fossero stati trovati in un campo di erba medica lontano, e di volte che abbiamo fatto che appunto siamo arrivati attraverso qualche di fanghi. A Verona è successo che una lavanderia aveva inquinato un pozzetto vicino a queste vengono filtrati, tranne che vengono trafficati dai carabinieri. Quindi se tu non hai un'idea per filtrare qualcosa, li mandi in giro e può succedere. L'idea del 50 anni. L'idea della cosa, visto che si comincia a parlare di questa realtà, stanno cercando perché seriamente invitando fondi per trovarlo. Come ti dicevo prima, ci sono alcune ditte che si stanno adeguando un po', quindi stanno tentando di eliminare questi passi. Come dicevo, attenzione però che non vuol dire che poi quello che ci mettono sopra sia migliore. Bisognerebbe studiare le sostanze prima di metterle. Molto bene prima di metterle. Quindi è parte della sensibilità. Non è quello che ho sentito con quella. A livello globale c'è qualcuno che sta adeguando, che sta apprezzando per toglierle, perché sono l'abbigliamento che dichiarano le valori della commissione. Vi faccio un esempio, nelle pentole con il teflon erano presenti fuori, perché il teflon, un'altra sostanza che mi ho dimenticato, è pieno di queste sostanze. Sì, perché essendo una pentola antiaderente c'è un motivo perché
e trovi in commercio delle pentole adesso dove trovi scritto FOA, ma il FOA è solo uno dei pasti. È presente che si calcolano che si parla di 4.800 sostanze componenti a fase di fase, si parla addirittura di 5. Quindi dico, è molto difficile anche poter determinare per determinare la presenza di queste sostanze nell'acqua è dovuta andare veramente lì, perché l'acqua non poteva. Gli standard analitici sono stati visti. Posso fare una domanda? Mi è venuta in mente questa cosa qui, facendo un parallelo tra i pericoli che abbiamo ignorato in passato e che adesso certi generi di inquinamento sono visti come il male assoluto. A cos'è che assomiglia questo genere di inquinamento adesso? A qualcosa che abbiamo totalmente ignorato in passato, che adesso ha lasciato un effetto devastante sull'ambiente? So, i clorofluorocarburi che abbiamo lasciato andare, mi viene in mente. Sì. Probabilmente però a livello mondiale questi sono probabilmente più pericolosi perché, ripeto, sono diffusi in qualsiasi posto del mondo e in molti cose. Quindi abbiamo un'eredità tremenda per il futuro. Sì, perché queste sostanze qua non degradano. Per scindere di riportare la temperatura di 1400 gradi e poi non vedete che quando ricadono, quando sono sciolte, non vanno a ricomporsi o si raccolgono. Quindi è irrimediabile. Praticamente sì, perché quindi noi dovremmo, per tentare di fermarlo, evitare di usarle assolutamente. Però sono sostanze, non ti dico della scienza, e attualmente ci sono dei studi di laboratorio, ma sono di laboratorio. Tentano di decidere perché il legame cloro-carbonio è qualcosa di rilascio in plastica, credo che vi consiglio di vedere su questa vicenda, perché la vicenda è anche una vicenda americana, si chiama Dark Water, consiglio che c'è una domanda che l'avvocato Guido che è venuto a testimoniare sulla vicenda, lui ha fatto condannare la volta a esercire per testimoniare il processo nato e per questo film a un certo punto c'è lui che si può un esperto, se io vedo un bicchiere di plastica, come ti deve vestire praticamente un chilo di plastica con un plastica. Spegniamo la luce, sì, ci dico una cosa, un'ultima cosa. Le parole sono veramente un senso della situazione del nostro ambiente, mi fanno venire in mente, io ho già sentito prima, mi viene in mente una analogia di libri di scrittura Ballard dagli anni 60-70, in cui c'era proprio un libro che si chiama La Guerra del Giaca, che raccontava di un pianeta in cui si era interrotto il ciclo dell'evaporazione del mare, ricoperto tutto il mare. Sembra che certe cose che sembrava fantascienza un tempo stiano diventando verificate. Va bene, noi adesso guardiamo questo video che ci ha portato l'ambiente. Dico questo non è un Photoshop, questa è la situazione attuale che noi abbiamo a parlare. Quello scarico nero è il collettore ARIC, questo qua,
che praticamente prende i resti industriali della Valle del Chiampo, i 5 del del Chiampo e li trasporta sul tratto di fiume che attraversa le nostre zone, che si getta nel Brenta poco prima del Brenta arrivi nel il brutto di questa faccenda è che per diluire queste sostanze, perché sennò non potrebbero scaricare, adottano 6 litri di acqua nell'acido, altrimenti destinati all'agricoltura 6 metri cubi secondo, per diluire appunto queste sostanze qua. Adesso purtroppo il canale adesso sta in manutenzione questo canale. Nonostante sia in manutenzione, nonostante manchi acqua, queste sostanze, questi scarichi continuano a esserci. Non è che e qui nel 2016 Arco calcolava che arrivassero una quantità di 540 miliardi di nanometri FAS al giorno attraverso questo scarico. Questo ha contribuito molto a portare le sostanze chimiche al di là dei nostri confini. Perché le sostanze in falda, perché abbiamo una falda inquinata, si muovono a 1 chilometro, all'incirca 1 chilometro all'anno. Con questa situazione qua, rispetto a quello che dovrebbe succedere. Ecco, l'assurdo è che un sistema industriale che chi dice 1, chi dice 2% di prodotti da lordo si basi sul scaricare i propri resti sulla presenza di 6 secondi. Voglio dire, ci sono 5 depuratori prima di questo scarico qua. Cosa serve? Il depuratore di Arzignano è un paese di 35.000. ha una capacità per abitante pari a 2 milioni di abitanti. Nonostante questo, ha un depuratore pari a nonostante questo, e ci basiamo appunto sulla diluizione, perché questa è una diluizione che ci vuole chiamare e sono stati spesi milioni, centinaia di milioni in accordi quadro che mai sono stati rispettati di soldi pubblici. E adesso cosa hanno pensato bene? Hanno pensato bene di spostare lo scarico 3 km più avanti, senza togliere altri 11 milioni di euro buttati anche vostri. Non solo, ma per ovviare al fatto che ci sono aziende agricole che spenderanno 50 milioni di euro per produrre un altro tubino che parte un po' più su dello scarico. È questo? Quello è l'acqua dell'acqua. Questa è l'acqua dell'acqua. Spendono 50 milioni di euro per portare le prese delle aziende agricole che adesso pescano, è fatta, acqua dell'Adige. Quindi anche 50 milioni di euro più i 60 milioni di euro devono risolvere il problema. Perché dell'Adige sì, possiamo dire che l'agricoltura è ignorante per quanto riguarda le cose. Che noi qua siamo abituati a adesso tutte le zone di pianura del centro, le zone dicono tutto c'è l'isolo, i cereali, questo si fa. No. Sì, quindi per dire, è roba che si notava. Sì, il problema c'è gli elementi, perché sono stati fatti
di ragionare sugli alimenti della nostra zona. E almeno il 10% degli alimenti testati hanno quantità di pasta molto ridotta. Tant'è che il pesce, se mai qualcuno si inventasse questo pesce, la Regione Veneto ha vietato l'uso, cioè questo ok, ma il cucino di questo pesce, ma non solo il pesce, anche del baccheglione, della crona, perché anche quelli sono per dirvi, un pesce cercato qua aveva 30.000, 33.000 sì, del sangue. Ed è per questo che non è solo un problema nostro, ma è un problema anche nostro, perché le cose che vengono prodotte e che vengono prodotte Grazie di averci illustrato questo tema. sì, a me dispiace aver un po' spaventato, ma questa è la realtà. No, come dicevo prima, che si è anche molto che faccio di conseguenza e non si dirà solo pessimismo. Ti provo a pensare come puoi immaginare che dall'acqua le verdure possono uscire? E noi ce ne siamo venuti attraverso l'acqua del sindaco che come le piante del tempo sponsorizzate. Quindi c'è anche un altro tipo di inquinamento che noi purtroppo abbiamo prodotto a seguito di questo. Perché a un certo punto abbiamo smesso di utilizzare almeno per me fino al 2017, perché poi hanno montato filtri e filtri e adesso hanno anche fatto delle prese da altre fonti non inquinate e quindi la situazione diciamo che ma dal 2013 al 2017 io a casa mia non ho più toccato l'acqua quindi non mi è acqua e via e tipo e per un ambientalista non è il massimo del purtroppo però questo è. Se avete qualche altra domanda, se parliamo di limiti per questa sostanza, possiamo parlare. Il processo dovremmo avere una sentenza entro il prossimo anno, una sentenza del primo grado. Siamo a 214 proventi, penso che sia il processo più importante a livello d'Italia, in Europa. Vengono chiamate a rispondere anche le aziende, non solo i Mitsubishi e ICI che era e stiamo chiedendo che venga modificato il sito perché il sito, anche le cose che ci sono state, sta ancora in una nostra falda. Io ricordo che la seconda falda della grande come la grande e ci stiamo battendo perché la bonifica non è stata fatta, non è stata fatta, sembra che adesso la prossima volta temo che ce l'ho anche per la falda inquinata, se non blocchi l'inquinamento, non la potrai sia dato del turno, nel senso che sposti non siamo inizi, non potranno mai averla, se inizi diciamo tutta la è presente che la razza di danno ambientale che non pescavano più di 30 milioni. Ovviamente è arrivata la licenza. Per dire che i punti non funzionano, se non ho avuto acqua, io no, altri che ho fatto 14 sono
dove nella tua acqua potevi avere, diciamo, potevi avere una teoria di 15% di queste sostanze, oppure in periodi di forte siccità in cui i gestori non potevano fermare, non riuscivano a fermare sostanza catena corta, detenendo tipi di pasto, potevi avere fino al 2019. Dal 2017 noi, nella nostra zona, siamo arrivati a quindi nel 2014 acqua che ci dicevano potabili queste quantità del 2017 adesso il limite c'è. I dati, dal punto di vista dei dati sanitari, Allora, il primo di monitoraggio, cioè cosa si dice? si fa che conclusione? No, forse il monitoraggio non avevamo chiesto e aveva chiesto anche sotto la società. Però stiamo facendo il monitoraggio della popolazione. Comunque attraverso il monitoraggio abbiamo cercato di quantità di sostanze nel sangue, sappiamo che almeno il 30% della popolazione viene rappresentato dal sistema, perché o ha alterazioni di sostanze o ha presenza di malattie che poi sono collegate. Di sicuro ti dicono che la correlazione tra l'aumento del colesterolo e sostanze è certa, mentre per altre è probabile, però i dati che ci stanno dando anche nel video di adesso sull'attività si sta concludendo maschile in nostra zona sconcertanti e preoccupanti rispetto alle si nota molto, molto qualcosa circa il 30% di una. Questo In Italia è più come si collocano c'è una zona che ha scoperto l'inquinamento e diciamo che si fa un'altra zona che ha scoperto un articolo sul mi sembra che anche altre zone in Europa sono quindi non è, mi ripeto, non è poi un solo bene, dove ci sono basi militari, dove ci sono aeroporti, dove ci sono mercati, e dove ci sono zone industriali. Ecco, visto che qui i FAS sono legati a certe tipologie di produzione o di attività umana, c'è anche magari un coordinamento, si sono identificate le zone ovviamente dove esistono i FAS, ma c'è un coordinamento A livello europeo c'è un coordinamento di specialiste, oltre 200, che stanno chiedendo il banco di FAS, sia la produzione che la noi come l'ambiente abbiamo a livello di relazioni ci sono queste devo dire portate dal nome di FAS,
questo, ma diciamo che anche e là sono convinto rispetto a se è una cosa, una professore che si è stato per È stato un problema talmente pesante che devo dire anche questa sulla passione i movimenti credo che siano stati come spesso accade sulla questione dell'attività ambientale, c'è quello che non si vuole vedere, le prossime generazioni si potranno i genitori, invece sono futuro, la cosa brutta che anche è che potevo un po' l'inquinamento qui nessuno mai vediamo che Arma ci diceva che l'inquinamento pensare a 40 anni il nostro è arrivato fino all'inquinamento del 77 c'è stato un inquinamento archiviato. Questo sì, è una cosa stiamo ancora trovando puntuali quindi sicuramente è anche sicuramente ecco, detto questo, oltre ai fasti generali, cioè sicuramente ci sono anche altri temi, no? Questa è la cosa molto importante. Sì, se io parlo della zona, quello che più o meno ho visto, cioè, i passi che sono appunto e da lì prodotti, questo marchio, per dirti i sedimenti di quel fiume lì. Non c'è attualmente in Italia un limite per quanto riguarda sostanze presenti. Però la prova sulfata ha confrontato i sedimenti di alcuni punti con la legislazione. E per fare un esempio, i sedimenti di non sarebbero neanche utilizzabili per un sistema, anche la legislazione sono e questo è appunto il risultato del progresso scorso essere la punta dell'iceberg un sistema che dovrebbe essere cambiato. Io non ho molta fiducia sul posso cambiare. Ci battiamo perché questo possa avvenire.
Sai, ma ci sono delle battaglie che dicono che vanno giocate anche se sei e quando mi sono messo a fare questa roba qua, sapevo che sarebbe stato duro. Qualcosa abbiamo portato a casa, almeno il cambio delle fonti che avevamo visto sull'inizio. Ma per tutto il resto avevo dura. Sistema molto ben coperto, odiato della politica, poi stendiamo vedere tutto. Dico che sono convinto di questo, che se non ci fosse stato quelli che si battono appunto per le battaglie per sé, io abbiamo assistito a delle tentativi di utilizzare cose da parte delle autorità sanitarie regionali patetiche, perché avevamo dato dati che contraddicevano esattamente che dicevano loro. Noi abbiamo fatto un incontro alla meta dove ci siamo sentiti dire che siamo visti non del ministero in più parte. Sarò ritrovando noi sindaco perché no? E noi eravamo un po'. Non posso collegare però smuovere un po' le coscienze. Grazie.